Hanno dai 10 ai 14 anni, tre ragazzini che probabilmente per noi hanno pensato bene di inventarsi un gioco pericoloso. Un pomeriggio di soli di minori dal giardino di casa all'insaputa dei genitori hanno deciso di svuotare il ripostiglio dell'abitazione gettando sui binari e contro i treni in corsa di tutto, piatti, due badili e la ruota di una bicicletta. Fortunatamente gli oggetti più grossi non hanno colpito i convogli mentre i piatti si sono infranti contro le motrici. Immediata la segnalazione dei macchinisti dei treni. Una pattuglia nostra della Polfer di Mestre è intervenuta su richiesta di un capotreno che aveva sentito dei colpi sulla vettura pensando fossero dei sassi. I ragazzini di origine serba e kosovara sono stati pizzicati proprio mentre gettavano altri oggetti. La polizia ferroviaria è intervenuta e i genitori dei tre ragazzini, compresa la gravità del fatto, hanno redarguito pesantemente i tre minori, ma non eviteranno comunque le sanzioni specifiche previste dal regolamento di polizia ferroviaria. È al vaglio ora la posizione delle famiglie dei minori sia da parte della polizia che della magistratura e continua intanto l'iniziativa della Polfer nelle scuole per sensibilizzare i genitori e i ragazzi ad evitare questa tipologia di episodi. Sono pericolosi e gravi, pericolosi per i ragazzi, pericolosi per la circolazione e gravi perché comunque danno l'idea di minori lasciati, abbandonati a se stessi che invece debbono essere sensibilizzati. Noi ci siamo sulle scuole, siamo nelle stazioni, ci siamo per qualsiasi cosa.